Allora, com'è attualmente la situazione? Beh, per il momento la situazione è monitorata, cautelativamente, insomma, fino a mezzanotte saremo sempre sui nostri argini, sui nostri ponti. Dalle 6 di questa mattina Selvazzano, con tutti i volontari della Protezione Civile e le forze dell'ordine, è sempre stata ovviamente in prima linea. Per fortuna il nostro fiume ci sta, insomma, sicuramente preoccupando, ma non siamo a un livello di allerta così alto. State monitorando i ponti di Selvazzano e Tencarola. Esattamente, noi siamo attivi dalle 7:30 di questa mattina a turnazione, facciamo la sorveglianza del ponte di Selvazzano e di Tencarola e un controllo degli argini in maniera tale che non ci siano situazioni di pericolo per la popolazione. Quanti volontari ci sono impiegati? Oggi abbiamo ruotato circa dai 16 ai 18 volontari e continueremo fino alle 2 di notte circa.